Ben ritrovati amici di Radio Inguest, oggi in compagnia del direttore generale di Promoturismo, Lucio Gomiero. Direttore, ben ritrovato. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Con il direttore parleremo di eventi, parleremo di turismo, parleremo di cosa sta facendo Promoturismo in vari ambiti, però prima di andare a scoprire tutto questo andiamo a conoscere come è nata la carriera professionale, quindi come nasce professionalmente Lucio Gomiero. Lucio Gomiero arriva in Friuli Venezia Giulia 3 anni fa, contento di questa scelta dopo aver percorso un po' l'Italia e un po' l'Europa lavorando nel mondo della consulenza di direzione internazionale con società come Roland Berger e Arthur D. Little e lavorando per imprese familiari a livello internazionale come la famiglia Ferrero, la famiglia Benetton e poi anche però famiglie vicine come la famiglia Sartorello, quella della SME, dei negozi. Quindi vede in tutte quelle che sono le occasioni di consumo di un prodotto, di un bene, di un servizio come il turismo, quella che è un po' il fil rouge del suo percorso. Quindi arrivo in Friuli con l'amore di questo tema e con la voglia di scoprire una regione in cui ho vissuto per primi 6 mesi un po' in giro per capire un po' tutte le varie sfaccettature, dormendo in diversi posti, frequentando anche diversi luoghi di diversa tipologia. Questo è un po' il mio percorso. Ovviamente ho fatto un po' di studi, ma questi ormai appartengono quasi a un'era che si potrebbe definire paleozoico superiore, quindi eviterei di citare. Beh, però gli effetti di questi studi sono presenti perché altrimenti non potrebbe essere qua con noi e ovviamente è un piacere. La regione Friuli Venezia Giulia è un gioiello autentico secondo gli austriaci e i tedeschi. Questa è un po' la dichiarazione di Oliver Grohe, caporedattore della testata giornalistica Biz Travel, alla conferenza stampa che Promoturismo ha organizzato all'ITB Now, che è l'edizione digitale della Fiera Internazionale del Turismo a Berlino. Ho detto che il Friuli, appunto per gli austriaci e i tedeschi, è un unico gioiello affascinante. Si colloca, dice, tra le destinazioni meno conosciute ma più autentiche. Come mai, nonostante anche tutto il lavoro che viene fatto, perché il Friuli Venezia Giulia è presente ad enti, a fiere, collabora con diversi enti del turismo, in giro un po' non soltanto in Europa, però comunque alla fine anche all'estero siamo meno conosciuti, però abbiamo una bella riconoscenza, siamo autentici. Come mai? Qui la soluzione è semplice. Dobbiamo appoggiarci a delle valutazioni un po' più basate sui dati. Quindi oggi il Friuli Venezia Giulia è una regione nota, è una regione che può crescere ancora di notorietà. Oggi se noi guardiamo i dati, la regione ha una crescita costante delle presenze turistiche. Anche negli ultimi 2-3 anni in cui il bacino del Mediterraneo si era rivitalizzato. Quindi una regione che ha superato i 9 milioni di presenze. Chiaro che qui quando si lavora per comunicare, per promuovere la regione, si lavora sempre su 2 ambiti importanti. Uno è stimolare la domanda, che vuol dire far venire più turisti possibili, vuol dire cercare di attrarre dai diversi paesi. Teniamo presente che oggi noi siamo una regione in cui il flusso turistico straniero è preponderante rispetto a quello italiano, 2020 escluso ovviamente. Però non si lavora solo sulla domanda, ma si lavora anche sul brand, e quindi sul tempo lungo, sulla costruzione e su quello che è l'amore che c'è per una località o per le sue peculiarità. Si lavora sul fascino, quindi sono entrambe le cose. Quindi la stimolazione della domanda è una campagna pubblicitaria, ad esempio, che promuove un prodotto, qui ce ne sono anche molte, siamo anche bravetti. Dall'altro però lavoriamo molto anche proprio sul tema del brand. Ecco, sul tema del brand, quando parliamo di regione, noi dobbiamo essere più bravi di altri a sommare i brand della nostra regione, perché nomi come Trieste, nomi come Collio, nomi come San Daniele o Barcolana, per citare un evento, sono nomi forti, sono brand riconosciuti o sono brand che aiutano ad aprire le porte facilmente anche a livello internazionale. Quindi in una regione in cui il nome è molto lungo, se noi parliamo di questi nomi, sono molto molto più conosciuti. Quindi quando noi parliamo della nostra regione dobbiamo parlare di questo. Facciamo un esempio pratico. Noi oggi siamo la 5ª regione italiana ricercata per enoturismo. Quindi quando cerca enoturismo, certamente veniamo dopo la Toscana, per essere chiari. Ma siamo fra le prime 5 regioni, quindi vuol dire siamo la 5ª, quindi vuol dire che siamo noti. Certamente usiamo il Coglio. Se andiamo su YouTube e guardiamo il numero di follower che ha il sito e il brand regionale, noi oggi
sul canale YouTube siamo sul podio, siamo la seconda o terza regione per numero di follower di questo canale social. A dimostrazione, eccola qui, dell'affetto, dell'amore, del fascino che la regione ha. Quindi, per chiudere, noi lavoriamo per continuare a crescere di volume, anche non molto, ma soprattutto aumentare quella che è la qualità delle presenze di questi 9 milioni. Noi vorremmo fare in modo che molti di questi restino un po' di più da noi. Invece che i classici 3 giorni e mezzo, ci piacerebbe portare questa media dei giorni di presenza a 4. È difficilissimo, ma lo possiamo fare per alcuni parti di questi 9 milioni. Sarà un lavoro step by step, pian piano, però da quanto lei dice la Regione Friuli Venezia Giulia ha tutti i numeri per poterci arrivare. Mi collego un po' alla situazione attuale, che naturalmente è stata segnata dalla pandemia, dalle restrizioni. Volevo capire quali strategie e iniziative Promoturismo ha messo in campo per recuperare il terreno perso in questi mesi e cosa fare e perché scegliere il Friuli Venezia Giulia come meta turistica o meta per le vacanze. Noi nel 2021 applicheremo tutto quello che abbiamo imparato nel 2020. Il 2020, pur nelle difficoltà, è stato per noi un anno che ha segnato una ripartenza importante, una crescita continua giugno, luglio e soprattutto agosto-settembre. Ad agosto-settembre noi abbiamo recuperato quasi integralmente il nostro business, il nostro volume di affari, il nostro volume di presenze, ovviamente con meno stranieri, ma neanche poi tanti, meno, e più italiani, ovviamente molta più montagna e molto più mare e meno città. Però noi, ripeto, il restart, la ripartenza dell'anno scorso è stata molto 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 buona. Quindi quest'anno riapplicheremo tutto quello che abbiamo visto l'anno scorso perché e lo potenzieremo. Quindi quest'anno soprattutto punteremo a 3 cose. Vogliamo essere riconosciuta come una regione safe, sicura, attenta, come è stato lo scorso anno. Quest'anno abbiamo una situazione pandemica un po' più complessa rispetto all'anno scorso, ma sono convinto che ne usciremo bene e saremo in grado di comunicarlo. Non è un caso che, come lei citava, il DIF Travel, parliamo di Nord Europa, di nord della Germania, ci riconosce come una meta sostenibile, safe, e quindi su questo noi dobbiamo cavalcare. Lavoreremo ancora sugli strumenti digitali, li potenzieremo, li miglioreremo. L'anno scorso sulla GIT di Grado siamo passati dal 2% di prenotazione online a oltre un terzo, oltre il 33% di prenotazione online, e lavoreremo sulle esperienze. Terza parola chiave per noi dopo sicurezza e digitalizzazione sono le esperienze. Qui siamo in Champions League. Qui siamo molto bravi. L'anno scorso avevamo nel nostro palinsesto 1300 esperienze nei nostri 10 ambiti su cui organizziamo la parte della montagna estesa. Lavoreremo su dei pacchetti combinati, quindi l'hotel che si combina con le esperienze o l'hotel che si combina con quello che poi è l'acquisto di prodotti locali. Eravamo già pronti questo inverno anche sulla montagna a fare questo tipo di pacchetti per stimolare sia la domanda ma anche l'amore, il fascino che dicevo prima, i 2 ambiti, e quindi anche quest'estate li riproporremo con più forza, con più decisione. Quindi perché venire? Grandi spazi, quindi ottimi per i polmoni, ma soprattutto tantissimi eventi e quindi fatti in sicurezza, e quindi qui veramente noi siamo fra i più bravi. Siamo in Champions League. Forse non la vinciamo, però alle semifinali credo che ci arriviamo su questa classifica. Noi tifiamo per arrivare anche in finale. A proposito di destinazioni, negli ultimi giorni è uscita la notizia che il Friuli Venezia Giulia ha vinto, grazie ai nostri ambassador, un premio, il Creative Tourism Award, come destinazione più creativa per le vacanze. Mi può parlare di questo importante premio a proposito di aspetti, di numeri, ma anche di autenticità? Ma è stata un po' una sorpresa nel nostro uovo di Pasqua, una gradita sorpresa, un premio simpatico, frizzante. Lo incassiamo certamente sulla scorta di alcune progettualità originali come gli ambassador, che ha funzionato molto bene, sta funzionando molto bene, però abbiamo avuto anche il coraggio di sperimentare molta innovazione sull'enogastronomia, come per esempio i picnic fatti all'aperto nei vigneti, nei meleti. E purtroppo non siamo riusciti a organizzarlo nel bosco verticale a Milano, nei giardini del Bosco Verticale. Questo era quello a cui stavamo preparando ad ottobre. Quindi
abbiamo avuto che capacità di innovare le visite. Certamente le visite fisiche le abbiamo fatto diventare anche più digitali con audioguide digitali, ma poi le abbiamo invece fatte diventare reali con la comparsa di attori che a determinati angoli del percorso in una città come Trieste o in un luogo meraviglioso come Aquileia spiegavano i pezzi della storia, narravano brani di opere, di racconti, di libri in costume, e questo lo abbiamo fatto anche di notte. È chiaro che ne ho citati solo alcuni. Questi rappresentano, piuttosto che il pane di Vaia, per ricordare, questi rappresentano veramente un palinsesto insieme agli ambassador, di originalità, ecco, di creatività. Parliamo di servizi e fruibilità, due aspetti fondamentali per un ottimo prodotto, un'ottima offerta in campo turistico, anche come arrivare velocemente alla nostra regione. Il ruolo dell'aeroporto di Trieste, del Friuli Venezia Giulia, qual è e che cosa possono fare la regione e Promoturismo oltre a quello che è già stato fatto? Questo è un tema cruciale, lo era, lo è e lo sarà anche nell'agenda dei prossimi anni. Noi lavoriamo a stretto contatto con l'aeroporto, lo abbiamo già fatto nel promuovere tratte, voli nuovi anche lo scorso anno, qualcuno fortunata, qualcuno meno fortunata. Abbiamo imparato a fare anche il sistema per promuovere i voli, Grado, Aquileia, il mare, l'aeroporto, noi. E quindi sono tutte lezioni che nel 19 avevamo appreso, che purtroppo però nel 20 non abbiamo potuto continuare. Noi oggi ci troviamo con un aeroporto, ovviamente come tutti, fermi, però con dei palinsesti molto interessanti per la ripartenza. Il nostro aeroporto ha alcuni accordi con Ryanair piuttosto che con Volotea per destinazioni dell'Italia. Se uno va sui siti della Ryanair trova 6-7 destinazioni del sud Italia, di Volotea ne trova 3 da questo punto di vista, e quello potrebbe essere un luogo da cui noi portiamo comunque turisti. Stiamo lavorando sul nord della Germania, per cui nel palinsesto dell'aeroporto ci sono un numero importante di voli su Francoforte, meno su Monaco, perché tanto per noi Monaco è raggiungibile anche via auto, quindi stiamo guardando con interesse Francoforte, e ovviamente continuiamo a guardare Londra, dove c'è Stansted, però se riusciamo anche qui siamo con l'aeroporto poi a individuare anche qualche altro luogo, penso che lo sfrutteremo. Quindi con l'aeroporto dobbiamo lavorare a stretto contatto e dobbiamo continuare a vedere l'aeroporto come un hub. È un hub ovviamente per quanto riguarda gli aerei, ovviamente, ma lo è anche per il sistema ferroviario, perché ricordiamo che lì arriva molto integrato quello che sono il treno, l'alta velocità, e soprattutto c'è un luogo di arrivo e di snodo per i pullman, quindi sempre più dobbiamo intensificare questo tipo di lavoro di sistema, soprattutto per andare a cogliere quelli che sono i flussi che possono arrivare dalla Germania e soprattutto i flussi che possono arrivare dal nord Europa. Sappiamo che uno dei nostri sogni sarebbe Schiphol in Olanda, dove sappiamo che c'è un amore per questa terra, soprattutto legato al mondo della bici, dell'enogastronomia. Sappiamo che per loro ottobre è quasi estate, e per noi invece sarebbe un toccasana avere qui dei flussi turistici, quindi stiamo lavorando anche su questi ambiti. Chiaro che, e qui forse chiudo citando un po' un altro paradigma. Prima abbiamo parlato del paradigma, non siamo conosciuti, in realtà lo siamo, ma bisogna sommare tutti i brand. L'altro è il tema del sistema, non riusciamo a far sistema, forse è ora di cominciare a pensare che invece siamo bravi a far sistema, magari abbiamo delle aree su cui abbiamo corso di più, delle aree in cui dobbiamo ancora fare parte del percorso. Però cambiando proprio l'atteggiamento e il pensiero anche su questo tema, io credo che potremo fare dei passi in avanti e consolidare più rapidamente il sistema. Vi faccio un esempio sul mondo dell'enogastronomia. Noi stiamo lavorando da un anno con un board dell'enogastronomia, un consiglio, diciamo così, di amministrazione, con il quale ci sono tutti i consorzi principali, tutte le unità della regione, quindi sia dell'agricoltura sia del turismo, e noi li pianifichiamo tutti insieme da questo punto delle iniziative. Questo ci dà rapidità. Prima ha citato la Barcolana come grandi eventi. Il settore dei grandi eventi è uno dei settori più colpiti dalla crisi. Quale sarà il ruolo di Promoturismo, sapendo ormai certo che la resa dagli eventi dal vivo non sono come quelli online? Ma il tema è vero, però
nei momenti in cui non si riescono a non fare altro, va bene anche l'online. L'online consente comunque di innovare, consente di continuare a stare allenati. Noi sull'online comunque, come dicevo prima, continueremo a investire perché comunque, per esempio per il mare, noi l'anno scorso avevamo fatto un sito importante con la costa unica, 130 km, oltre 40 operatori integrati, e quindi continueremo a investire sul tema dell'online, del digitale, eccetera. Poi l'online comunque, anche quando avviene un evento fisico, l'online rappresenta il necessario sempre più prolungamento e estensione per chi non può arrivarci. Quindi noi ci abitueremo ad avere palinsesti che saranno un mix di fisico e di digitale, questo lo dicono tutti, l'importante è farlo e farlo bene. Ricordiamoci che noi comunque l'anno scorso, nelle finestre temporali che ci è stato concesso, questa regione, come dicevo prima, non a caso, siamo sugli eventi, siamo molto bravi, ha inanellato comunque un Giro d'Italia, 2 tappe, anzi 3 giorni di giro, con una tappa con un giorno di riposo. La Barcolana, sfortunata nell'ultimo giorno, ma meravigliosa per l'organizzazione, con un concetto di Barcolana distribuita, ecco, invece che concentrata, no? Una Barcolana che abbiamo fatto scomposta, come i grandi chef con le ricette, scompongono i pezzi e li diradano sul piatto. Beh, un mercato Casa Moderna è stato un altro evento di Udine insieme con Friuli Doc, importanti per la rinascita di tutto il sistema del Friuli centrale. Spostandoci in montagna, Snowboard Festival. I festival sono stati di pieno e grandioso successo, ovviamente contingentati alle 2000 persone che erano previste, però è stato uno spettacolo nello spettacolo. Chiudo dicendo che poi l'attenzione della regione, quindi della presidenza, dell'assessore al turismo e alle attività produttive, dell'assessore alla cultura, dell'assessore anche alle attività agricole, sul tema degli eventi è sempre molto importante. Quindi per esempio con l'assessore l'anno scorso abbiamo validato il progetto Arene Covid Free, che ricordiamo in una dozzina, 12 aree della regione, ha consentito di supportare gli operatori, i gestori, i comuni per organizzare in sicurezza con i protocolli e tutto quello che era necessario gli eventi. Questo che è successo l'anno scorso succederà anche quest'anno e credo che potrà, come dicevo prima per la montagna, essere ulteriormente rafforzato. L'esperienza dell'anno scorso ci ha portato cromosomi in più, resilienza o resistenza, a seconda di quale sia il termine desiderato usare più volentieri, anche per quest'anno. Anche in questo campo la Regione ha dimostrato di essere pronta ai cambiamenti dal punto di vista digitale piuttosto che gli eventi online, ma anche dal punto di vista organizzativo, perché cito quello che ha appena detto lei, in qualche finestra la scorsa estate siamo riusciti comunque a svolgere i grossi eventi e ovviamente a dare manforte al turismo. Noi ringraziamo il direttore generale di Promo Turismo Lucio Gomiero per il suo tempo e per la preziosa... Facciamo che gli auguri di buona Pasqua, visto che siamo a ridosso di questa settimana. Noi abbiamo trovato nel nostro uovo di Pasqua questo premio simpatico della nostra originalità, della nostra creatività nel turismo, e auguro anche a tutti di trovare una bella sorpresa nel loro uovo di Pasqua. Molto bene, buona Pasqua a lei e ovviamente a tutto il suo staff, grazie.